Nordbest Award, il premio dedicato ai protagonisti del cambiamento nell'economia del Veneto, nel 2014 diventa un concorso per giornalisti, testimoni dell'esperienza delle aziende, dei loro successi e delle difficoltà che hanno saputo affrontare e interpreti del valore che esse sanno portare al territorio. Il premio nasce per volontà della società di consulenza Gianesin Canepari Partners e di Cimba e sotto il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e di Unindustria Treviso. Nordbest Award mette in relazione le ricchezze del Veneto. L'esperienza internazionale rappresentata da Cimba, il Centro Internazionale di Formazione Manageriale di Paderno del Grappa, il tessuto delle piccole e medie imprese locali chiamate ad affrontare mercati sempre più ampi per concorrere su scala globale, le competenze di eccellenza organizzativa e sviluppo internazionale che i consulenti GCMP mettono a disposizione delle PMI nel loro processo di crescita. Hanno risposto in 27 al bando di Nordbest Award, che si è svolto sul tema Raccontare le PMI, storie di imprese nella sfida competitiva contemporanea. In concorso ci sono stati 6 servizi televisivi tra emittenti regionali e web TV, articoli di 7 quotidiani in rappresentanza dell'intera regione e di 3 periodici e pezzi editi da 4 testate online. La giuria era composta dai rappresentanti delle associazioni e del mondo imprenditoriale e dai rappresentanti della stampa ed era presieduta da Beppe Gioia, consigliere dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e vice direttore del TGR. L'Ordine del Veneto ha accettato con grande disponibilità la possibilità di dare il patrocinio a questo premio. Del Nord-Est si parla tanto, articoli, servizi eccetera. Un premio così è una piccola rarità nel panorama regionale e anche nazionale, forse potrebbe servire a rompere quel senso di diffidenza che da sempre c'è stato tra il mondo dell'informazione e il mondo dell'economia, delle piccole aziende, in cui magari ognuno voleva raccontare delle cose che magari non erano del tutto deontologicamente corrette. Credo che lo spezzare di questa diffidenza sia molto importante. Dei 27 pezzi in concorso sono stati selezionati i 5 finalisti: Gian Omar Bison per MDP La Conceria, Serena Gasparoni della Tribuna di Treviso, Matteo Mokorovicic del TGR Veneto, Stefano Pittarello per 7 Gold Telepadova e Luisa Santinello del Messaggero di Sant'Antonio. Credo che il merito di questo premio sia quello di raccontare le imprese piccole del nostro territorio e anche di raccontare il territorio. Infatti, da quanto ho potuto vedere dagli articoli che abbiamo esaminato come giuria, ho visto delle aziende che hanno saputo raccontare i loro valori e hanno saputo raccontare quello che fanno. E non è una cosa che le aziende del Nord-Est sono spesso molto brave a fare, quindi è un bel esercizio. Il primo premio di Nordbest Award 2014 va a Matteo Mokorovicic di GR Veneto con il suo servizio Chi innova vince. Vincere questo premio fa un effetto piacevole, ovviamente è una bella cosa aver vinto, è una bella cosa aver partecipato raccontando le eccellenze di questo territorio che escono comunque nonostante quello che è il panorama completamente negativo che noi purtroppo spesso e volentieri siamo costretti a dipingere. Da questa parte della telecamera non è un effetto così accomodante. E alla ricerca di eccellenze dal punto di vista delle imprese del Nord-Est, che cosa trova un giornalista? Trova alcune belle cose che sono troppo poco spesso raccontate. Nel senso che si cerca purtroppo anche da parte nostra sempre il lato negativo, quasi come se dovessimo dipingere sempre un contesto che rimane ancorato al segno meno. In realtà c'è, ma c'è anche meno quando si va a scavare forse un po' di più per cercare di raccontare chi, pur in mille difficoltà, cerca di farcela. Ecco. Il mondo sta cambiando, deve cambiare anche l'informazione. Io credo che le aziende devono aprirsi, essere meno diffidenti, e da parte nostra dobbiamo essere attendibili e fare un'informazione di qualità, ma non perché lo sentiamo solo come un dovere etico che è importante, ma perché credo che il mondo delle imprese, dell'informazione, dell'economia e la vita in generale vada raccontato per come merita di essere raccontata oggi.
Questa difficoltà delle PMI di raccontarsi è proprio insita nel tessuto e va sviluppata? È una questione di rapporto e di conoscenza reciproca secondo te? Ma è un po' anche colpa nostra, nel senso che noi andiamo spesso a cercare anche cose precostituite, no? A rincorrere la grande notizia avendo sotto il naso tante altre piccole notizie che ugualmente possono essere sviluppate. Poi c'è comunque una difficoltà, forse anche una diffidenza da quelle realtà più piccole, medie, nei confronti dell'informazione nostra, perché veniamo percepiti ogni tanto come pubblicità e non come informazione, cosa che magari qualcuno fa e sarebbe il caso che smettesse anche di fare. È importante perché mette insieme queste due realtà, il giornalismo che racconta l'economia e l'economia che si confronta con il giornalismo, ma soprattutto è l'economia delle imprese del nostro territorio. Le grandi imprese hanno i loro canali di comunicazione, è il tessuto economico, no, del nostro mondo che ha bisogno di scoprirsi, no, e di potersi raccontare. Il 70% dei pezzi che sono stati, degli articoli, dei servizi televisivi che sono stati presentati in questa edizione hanno centrato i criteri oggettivi di valutazione che avevamo fissato prima della concessione del premio. L'originalità credo che si sia appalesata in vari lavori. Il modo di scrivere è stata poi però la discriminante che ha consentito di proclamare un vincitore. Alla fine è vero, essere originale è importante, essere corretti è importante, saper scrivere è ancora più importante.